Antonio Ingroia trasferito ad Aosta per fare il PM. Con 19 voti a favore, compreso quello del vicepresidente Michele Vietti, e 7 astenuti, tra cui il PG della Cassazione Gianfranco Ciani, il plenum del CSM ha deciso il destino di Antonio Ingroia. L'ex procuratore aggiunto di Palermo, sceso in politica con Rivoluzione Civile, dovrà andare alla procura di Aosta. Caduta l'ipotesi di uno spostamento al tribunale come giudice, dove l'organico è completo, deliberata dalla terza commissione. Il presidente Roberto Rossi in plenum l'ha ritirata perché su certe vicende il CSM deve essere unito. Ha avuto così campo aperto la soluzione indicata dai componenti di magistratura indipendente, la corrente più moderata delle toghe: avviare Ingroia alla procura, dove invece c'è un posto vacante come sostituto procuratore. Con un fax inviato all'organo di autogoverno della magistratura, Ingroia aveva anche chiesto di essere sentito dal CSM, ma il plenum ha deciso di passare al voto. Un'interlocuzione già c'è stata, ha spiegato Rossi, c'è un orientamento contrario, un ritorno della pratica in commissione e un'audizione in plenum, ha aggiunto lo stesso Vietti. La decisione arriva subito dopo il no decretato da Palazzo dei Marescialli alla proposta di andare a presiedere Riscossione Sicilia SpA, società che riscuote le tasse per la regione, caldeggiata dallo stesso governatore Crocetta. Ingroia si dice sconcertato e parla di decisione burocratica dal sapore punitivo. Dimissioni imminenti direi di no, anche se magari qualcuno lo vorrebbe, assicura il PM simbolo dell'inchiesta Stato-mafia, a chi gli chiede se a questo punto intenda lasciare la toga. Una riflessione sul da farsi Ingroia la farà non appena gli sarà notificato il provvedimento del CSM, e allora valuterà anche la possibilità di impugnarlo di fronte al TAR, aprendo un nuovo fronte, una strada che fin d'ora non esclude perché dice non si è